Accolgo con grande gioia questo nuovo mandato. Essere stata eletta Presidente regionale dell'Unione Siciliana è davvero un grande onore, ma è anche un impegno sacro, come è sacra la missione che oggi rinnoviamo. Una missione che non deve guardare solo all'oggi, ma soprattutto al domani che siamo chiamati a costruire con grande responsabilità. Un domani fatto di bimbi da tutelare, di giovani da sostenere nella loro crescita e nei loro sogni, di donne da rafforzare nella loro piena dignità, di anziani, dai nostri fratelli pluri-handicap che dobbiamo accogliere con grande amore e rispetto. Un domani fatto di istruzione che ci rende liberi, di formazione che ci apre nuove opportunità, di lavoro che per noi è dignità, è luce che ritorna, e di autonomia che ci rende artefici del nostro destino.